Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti nel campo comunale di Biano Raminis in Serramanna. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Mattia Massidda. Incomincia adesso, subito Puddu, il rilancio. Asunis. Ena interviene, Asunis non riesce ad arpionare la sfera, allora Tassi si gira, va sul destro Tassi, calcia ancora centrale. Tiro dalla bandierina. Palla sul primo palo, anticipato, poi Tassi, l'ultimo tocco è di Asuni, anzi di Perinozzi, e la Gialetto va in vantaggio, 1-0 Perinozzi. Sulla sinistra c'è Flores, Pirotti arriva in corsa al limite dell'area, Pirotti destro, primo palo, c'è Boassa a mettere in calcio d'angolo, occasione anche per il Cus. Flores. Palla centrale, il taglio di Siddu, visto Siddu! Bellissima azione, si alza la bandierina però, fuori gioco. Due finte, palla in mezzo di... colpo di testa! E arriva il gol del pareggio! Il colpo di testa di Fiori. Amici di Directa Sport, ben ritrovati al campo comunale di Biano Raminis in Serramanna. Ti chiedo scusa a Pillittu, allena avanti a cercare Piroddi, chiuso da farci, Piroddi riesce a passare, palla in mezzo, Vitellaro, Fontana, la parata di Boassa, occasionissima per il Cuscagliari. Col sinistro, palla sul secondo palo, il colpo di testa di Fiori, la salva sulla linea, Argiolas, Perinozzi all'interno, Argiolas, vicino al secondo palo, ha il tempo per andare alla conclusione, vede il taglio, Ulukbekov, centrale, attaccato da due avversari, rischia tantissimo, gli ruba palla, Caboni, sbaglia tutto ed era addirittura in fuorigioco. Bisoffi dentro, Vitellaro in mezzo, la deviazione, il calcio d'angolo. Flores che la vuole tenere, Flores, destro in mezzo, secondo palo, Vitellaro, colpo di testa, la parata di Boassa. Sul destro riesce a passare, Fontana in area, la mette sul secondo palo, Argiolas ancora, Caponi da solo se la allunga troppo, arriva Pillittu e poi Caboni sulla linea, cosa stiamo vedendo? Regolare di Ligas in area, Boassa e poi Vitellaro, due volte viene bloccato. Bravo Eldar, bravo! In mezzo a tre, non riesce a passare Piroddi, fischia tre volte l'arbitro, finisce 1-1 tra Gialetto e Cuscagliari.